Sì, questi accostamenti ovviamente a noi ovviamente ci fanno molto piacere, ma al di là di quello insomma è fuori da ogni metafora, questi appuntamenti sono davvero importanti e noi come friulani insomma la nostra regione è ricca comunque di eccellenze, ce ne sono alcune davvero importanti, l'Udinese ormai è davvero decenni che è sempre sulle prime pagine della cronaca sportiva. Questa manifestazione di Friuli Doc è altrettanto un avvenimento davvero importante, lo vediamo anche oggi che per fortuna il tempo ci ha assistito e c'è veramente tantissima gente qui in centro a Udine, si continua con questa grande tradizione e accostare questi binomi, questi abbinamenti fa veramente bene a tutti quanti e credo insomma sia importante per tutti noi. È con queste parole che il direttore amministrativo dell'Udinese Alberto Rigotto di fatto parla a margine della presentazione della Cittadella dello Sport, una delle novità in questa 30ª edizione di Friuli Doc, una 30ª edizione iniziata con la pioggia e che in questa giornata di venerdì ha riproposto il sole e allora in una splendida giornata di sole abbiamo intercettato anche altri due ospiti bianconeri che hanno parlato proprio dell'eccellenza dello sport con l'eccellenza di Friuli Doc come kermesse enogastronomica. Il Friuli Doc rappresenta quello che è l'eccellenza di questo territorio, unirlo a un'altra cosa che è eccellente in questo territorio che è lo sport, che è l'Udinese, è sempre un ottimo connubio. Sì, è la prima volta, mi ha entusiasmato molto vedere tutti questi stand, comunque ho parlato un po' con dei miei compagni friulani e hanno detto che Friuli Doc per loro e per la regione rappresenta comunque una grande manifestazione e non ho ancora avuto la possibilità di venire, però ci verrò tra domani sera e magari una domenica sera. Ecco, tu fuori dalle telecamere mi dicevi che hai assaggiato il frico una volta sola. Sei pronto per provare il bis? Sì, sì, sono pronto. Dicono che qua lo facciano bene e vediamo, assaggiamolo, sì, sì, dai.